Bella raga, tutti il commendone veneziano. Torniamo con il Manchester. Ci giochiamo la Champions, ma ormai purtroppo l'eliminazione è quasi certa. Siamo contro il Lokomotiv, dobbiamo vincere. E noi con Lokomotiv abbiamo perso 3-6. Siamo fuori, raga, dai. Bisogna essere sinceri. Possiamo, anche se anche con la vittoria, metti vittoria del Dortmund, vittoria del nostra, cioè, dove c'è 4-0. La vedo difficilissima, se non impossibile. Tattiche. Andiamo con questa. La condizione, tutti bene. Portiamo Ronald e Ole Gunnar Solskjaer. Ok, ragazzi. Andiamo. Ah no, Veron che spoke do coglioni. Veron mettiamo... Kin. Anche Beckham squalificato, perfetto. Molto bene. Mettiamo a vabbè. Anche Desai, ma che do coglioni, anche Raiz, sì, vabbè, ciao. Ma che palle. Quindi ci manca i due centrali, ci mancano, perfetto. Blank e Gary Neville. Bella, mamma mia. Squadra per forza, veramente una Champions fortunatissima. Gol del Manchester, Rude. Gurud. Sai che vinciamo 4-0, si vince il cazzo. Non c'è questo fuori riserve, siamo già 3-0. Calma. C'è ancora una chance, calma. Incredibile, ce la stiamo giocando. Questo ti fa capire come abbiamo buttato via però una Champions che non avevo capito perché avevamo giocata così male. Dai, proviamoci, crediamoci. Non abbiamo neanche riserve praticamente, quindi... Se siamo così, 85esimo. Fischio finale, vinciamo, ma ho paura. Il Dortmund vince. Non ci credo. Non ci credo, siamo passati. Siamo passati al secondo girone. Non ci credo, cioè veramente. Culo atrocissimo, ma con 7 punti passiamo al secondo. Grande Manchester, grandi. Madonna, Fioi. Ma che sorteggio abbiamo? Bayern Monaco, Lazio, Manred, Real Madrid. Cioè, il girone impossibile. Non ci credo, però siamo passati, ragazzi. L'impresa titanica, signori. Impresa titanica. Continua il sogno Champions. Oh, siamo contro il Charlton. Abbiamo... C'ho 10... Madonna, ragazzi, 10 vittorie, un pareggio. 29 gol fatti, 8 subiti. Per il momento stiamo giocando in maniera a dir poco afrodisiaca. Allora, aspetta un attimo. Scontento Bex perché? Nuovo contratto, vabbè. Contratto. David Beckham. Allora, David lo cazzi qua. Togliamo le riserve intanto. Che un attimo capire. Boh. Allora. Mettiamo Reitzinger, Desai. Che Reitzinger comunque, insomma, non è male. Poi, no. Centrale, Juan Sebastiano. E Ortega. Ortega ha fatto bene finora. Io me lo piazzo Ortega. X Scolveron Beckham, Mr. Ortega, Silvestre Blanc, Reitzinger, Brown. Ok. Perfetto. Ora riserve.
destro centrale, sinistro, perché Blanc? Aspetta un attimo, Blanc al posto, eccolo qua. Poi portiamo York e Keane. Cole 8-4. York. Sì, meglio Cole in realtà. Brutta stagione, 30 anni per York. Sì, proprio uguali sono i Calippo Boys. Vabbè, andiamo e preghiamo. Bisogna continuare a vincere, ragazzi. E ce lo vediamo in Champions, ma li perdiamo in campionato. Dai ragazzi, gol Marreda, ma Ortega, grande colpo ragazzi, aria Ortega. Primo tempo. Ok, Rud male, mettiamo Cole. Male oggi Van Gol. The Man. Ok, sta giocando bene il Charlton. Condizione. Esce. Paul Scholes, mettiamo Roy Keane. E va bene così, vai. Vediamo un muro ragazzi. Eccolo là. Stiamo giocando male oggi, si vede. Gol subito però di Ryan Giggs. Ancora gol di... No, cazzo. Yes, mamma mia. Questa è una partita secondo me che è un po' rischiata. Comunque stiamo proprio dilagando in campionato per il momento. Attenzione, Gigi Figo. 43. Avremo 3 milioni, sarà dura poterlo prendere. Peccato. Sì, bisogna capire. Siamo competitivi. Che man red, signori. Che man red. Oh, qualificazione alla Coppa del Mondo. Dai che oggi arriviamo a gennaio, eh. E Beckham. Perfetto. Si va contro il Southampton. Tattiche, condizioni, tutti perfetti. Voliamo. Altra trasferta. Attenzione Rud Van Nistelrooy. Poi si è svegliato Rud, signori. Che si sveglia Rud sono dolori, io ve lo dico. E si sveglia Rud Sogazzi. Con il 90% di possesso negli ultimi minuti per il Southampton. Infatti, James Beat, uso il gol da James Beat. Gol. Ancora Ortega, che colpo ragazzi. No. 10 Van Nistelrooy. Quadra c'è, vai. Dai, dobbiamo continuare così. Ecco, stiamo soffrendo. Yes, la vinciamo ancora di misura, ragazzi. Mamma mia. Siamo un rullo compressore, però, Rullo. Sì.
Ma non possiamo venderlo. Ciao. Se qualcuno lo vuole. Ma possiamo andare o no? Grazie. Bolton Tottenham 1-1, no. E adesso ragazzi, però abbiamo veramente un girone impossibile in Champions. Era qua. Il problema è che erano tutti indisponibili. Quella è la rottura di coglioni. Allora, Blanc come messi? Blanc, insomma, in realtà Blanc non è proprio devastante. Allora, Brown, vabbè. Gary Neville. Ok. Phil Neville. Questo è fortissimo, sì. Vai Johnson. Come attaccante mettiamo Cole. No. Mettiamo qua. E Cole come attaccante, come riserve. Vai così. Bene. Brown, Beckham, Veron, Cole, Giggs, Cole, Van Nistelrooy. Vai ragazzi, prima partita, già abbiamo fatto un miracolo. Siamo al secondo turno. Vediamo se il miracolo continua. Però il girone è veramente proibitivo. Non abbiamo giocatori importanti purtroppo. Quello è il problema, che ci mancano giocatori decisivi. Gol del Marred, Ryan Giggs. Cazzo. Sta giocando il Bayern, dai, non è contro Piedone, niente. Peccato. Finisce il primo tempo. Silvestri un po' a pezzi. Scusate un attimo, spostiamo Phil Neville qua e mettiamo Gary Neville. Vai. Sarà dura vincere a Monaco, Speriamo che abbiamo perso la finale di Champions. Con la Bayern. Barcellona. La nostra carriera con Championship Manager e Football Manager. Giovane Elmer purtroppo appunto, però a pezzi. York. No. Roy Keane per Veron e York. Vai. Guardate anche un pareggio. Va bene, dai, va bene, ci sta, era giusto un pareggio. La Lazio distrugge il Real de Madrid, ragazzi. Mamma mia. Incredibile Lazio. Noi comunque buon punto a Monaco. Le Rouge.
Chi lo vuole se lo può prendere. Vai. Questo qua, ragazzi, dai, non per i coglioni. Ciao. Sì, Tovar. Accetta, ciao. Contro l'Ipswich Town, fiori. Siamo a Ipswich. Siamo a Ipswich. Allora, Rud. Mettiamo Ortega. Ok. Qua rimettiamo Dejailone. Qua Ronny sta giocando bene però. Qua abbiamo Reitzinger. Togliamo Blank, vediamo la Silvestre Johnson, Desai Brown, Beckham, Veron, Skull, Giggs, Ortega, Rud. Ci portiamo come riserve, portiamo anche York. Anche O'Shea comunque non è male, O'Shea. Ronaldo sta salendo, direi di no. Solskjaer sinceramente. Adesso 19 in finalizzazione, però anche Cole, troppi attaccanti, però non va bene. Siamo Gary Neville e siamo a posto. Vai. Proviamoci, Beppe. E subito Rud colpisce. Mamma come giochiamo. Tattica Marred. Non sono stanco, mettiamo Reitzinger. Noi Kin per Scholes. Paul per Ortega, turnover, dai. 1-0, un po' rischioso. Eccola là, l'Ipswich pareggia. Lo siamo meritati. Coglione. Sì, cazzo, grande culo. Altro 2-1, mamma mia. Mai fatto una stagione così, eh? Fulham Middlesbrough. Vai, facciamo soldi, voglio prendere Gigi Figo, cazzo. Ascolta, ma so che io voglio venderlo. No. Voglio Gigi Figo. Qua a me York non mi sta convincendo tanto. Teniamo, voglio vendere uno dei due Calippo. Conferma, ciao. Dai che siamo a dicembre. Contro l'Aston Villa. Il Besiktas acquista Alan Shukuru, allenatore del mese intanto. Alan Shearer, giocatore, giovane. Ashley. Tanta rovina Ashley Cole. A sinistra ci piazziamo Pippo Neville. Ci ciucciamo Pippo Neville e andiamo. Salviamo. Vediamo se il filotto continua, perché comunque non ho mai fatto una stagione così.
poi se non sbaglio ho perso la semifinale Champions League col Milan il primo anno, col Barcellona la finale sempre col Bayern Monaco, incredibile. Belle vittorie, peccato col Venezia che addirittura esonero, obiettivo non raggiunto. Gol ancora Rude, mamma se si è svegliato Rude, mamma quanto è forte Rude. E dai gol il Pippo Scholes, ragazzi. Turno, vabbè, sì, vabbè, pare che è finita ormai. Andiamo York. E... ottimo 2-0. Mamma mia. Entusiasti. Ortega, ragazzi, colpaccio, Cioè, si pareggia. Liverpool-Everton. Ma basta. Torniamo in UEFA Champions. È contro la Lazio che ha distrutto il Madrid. Ciao Reitzinger. Ciao Desai. Ciao Ortega. Allora, qua come centrale. Scontento perché... ok. Nuovo contratto. Vai. Ok, quindi lato attaccante abbiamo detto Cole. Bene. Vediamo se riusciamo in casa con la Lazio a fare l'impresa. Lazio è ancora fortissima. No, fuori Kovacevic subito, godo. Che vedo uscire dalla Champions, facciamo il miracolo e vinciamo tutto. Magari. Gol Sebastiano, signori. Sebastiano. Ecco, non più dobbiamo vincere, raga. Condizione. Beckham finito. Vabbè. Roy Keane. Cole. E York per Cole. Vai. Grande Rude. E vinciamo, ragazzi. Mamma mia, incredibile. Essere fuori dalla Champions, ci lottiamo anche per passare anche al secondo tour, ai quarti. Speriamo. Adesso per un po' la Champions si ferma. Benissimo. Contro l'Arsenal, ragazzi. Reitzinger. Fuori Ronald. Ortega, Cole. Desai. Reitzinger e ci siamo. Silvestre Johnson, Desai Brown, Beckham, Verosco, Giggs, Ortega, Van Nistelrooy. Questo è il modulo, lo faccio rivedere in possesso e senza palla. Questo modulo, questa tattica ci sta portando per il momento a cose devastanti. Manca ancora una vita, fa tempo a cambiare tutto. Questo è un match devastante, adesso vinciamo
Se non perdiamo con l'Arsenal è positivo. No, attenzione, punizione di David Beckham. Primo tempo. Tutto bene, dai, mi prego, figlio. Abbiamo Beckham finito, difensore. Pericoloso sto calma Beckham, è veramente finito. Gol dell'Arsenal. Siamo noi Kim, Scholes, Pool per te. Peccato. Uno, vai, ci sta con l'Arsenal, ci sta. Terzo turno. Contro il Wolverhampton, godo. Reisinger una settimana. Salutiamo Simon. Beckenbauer, Coppa Intercontinentale, vediamo. Vince il Bayern 1-0, gol di Claudio Pizarro. E rate anche no. Ah, per forza. Scambio, vediamo chi hanno. Hanno qualcuno di buono? Ludovico. Destro, questo mi servirebbe, cazzo. Potrebbe giù lì. Come si faceva? Aspetta un attimo. Facciamo così. Dai 6, scambio. Eccolo qua. Vediamo. Ci avrebbe uno che fa il doppio ruolo. Per dare un turno di riposo. Cazzo, sì. Allora, generazione 3 ci vorrebbe velocissimo, 20, agilità 20. Va bene, me lo prendo volentieri. Godo. Accetta, sì. Non ci credo Deportivo La Coruña ha preso Gigi Figo. Io questo vorrei. E il pistolero. 30 milioni. Prova a fare così. Fanculo. Indispensabile. Vediamo se riusciamo a completare il tutto. Contro il Newcastle. Reisinger possiamo portarlo via. E andiamo dopo
il pareggio con l'Arsenal, vediamo se riusciamo a ottenere la vittoria. Speriamo. Gol. Paul Scholes. Aia, gol di Newcastle. Siamo un po' in difficoltà, ragazzi. Attenzione. Calcio d'angolo, niente. Attenzione, secondo pareggio consecutivo. Crisi nera per il Marred. 9 punti sull'Ipswich, però una partita in meno abbiamo. Dai. Stiamo tranquilli. Figo al Deportivo incredibile. No. Ma porca puttana. Peccato. Vabbè. Però questo che costa poco, ma porca miseria. Fanculo. Arsenal Liverpool 1-0. Ma tutte adesso abbiamo il Liverpool, ai ai ai. Dobbiamo passare questo momento un po' difficile con tutte le forti. Comunque il Newcastle è terzo, Ipswich secondo, pazzesco. Due pareggi di fila, 14 vittorie, 3 pareggi. Crisi nera United. Dai, Fred, dai. Dobbiamo vincere almeno una coppa qualcosa di importante. E quest'anno Manchester non ha vinto una volta. Poi però male. Allora vecchio. Vai. Niente da fare. Gol, attenzione. Ai ai ai. Gol subito. Bravo Keane, ha penetrato. Lo siamo un po' in difficoltà. Gol del Liverpool. Ai ai ai. Gol grande. Mamma mia, 2-2. 3 pareggi di fila, ragazzi. E qua però veramente ci è andata bene. Beh, Fiori però che spona che posso vincerle tutte. Certo, siamo in un momento non bellissimo. Cosa? Non posso però. Rifiuta. Io vorrei Marchetto Overmars.
Silvestre. No. Beckham non si vende. Ora siamo il Chelsea, ho tutte le più forti. Tutte le più forti adesso. Qui sarà gol subito, grande Giggs. Quindi che ne ritorna, attenzione perché dovremmo avere un bel vantaggio, Bisogna vincere a Londra, per piacere, mi voglio la vittoria dopo 3 pareggi di fila. Ora, Beckham non si vende. Porca miseria. Che dura Beppe. Isai non sta giocando bene. Vai. Piacere, calma. Yes. Torniamo alla vittoria. Pesantissima sta vittoria. Pesantissima. Molto bene. Questa dovrebbe essere l'ultima. Finché la squadra è in forma, andiamo. Vai. Tornate alla vittoria, devo controllare il filotto. Vogliamo il filottone. Vai, Fiori. Grandissimo Desai. Vai. Partita complicata. Rega non è in un gran momento di forma, Yes. Desailone ci regala la vittoria. Boh. Nuova York non lo vuole proprio nessuno. Adesso me ne ciao. Ok. Sì, guarda. Te lo regalo. Conferma. Sì. Beckham giocatore del mese, godo. Ok, ci salutiamo con Manchester United Blackburn 1 gennaio 2002. Raga, un saluto del commendatore veneziano, stagione memorabile. Siamo tornati in corsa anche in Champions, pazzesco. E in campionato stiamo letteralmente dominando. Ciao!